Si lavora a maniche rimboccate per il Penalty Awards, terza edizione, vi ricordo ingresso gratuito, giorno 6, presso il centro commerciale Le Ginestre a Tremestieri e Tenneo. So che anche tu ti stai preparando insieme all'AIEC, l'Associazione Italiana Allenatori, che insomma formulerà delle nomination che verranno presentate in questo caso alle 20:30 domenica 5 di giugno, Esatto. nell'edizione un po' particolare di Penalty che non andrà in onda alle 19 ma alle 20:30 con la presentazione di tutte le nomination: migliore portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e miglior dirigente, sia per quanto riguarda il campionato di eccellenza che per quanto riguarda il campionato di promozione, mentre per la prima categoria viene premiato il migliore giocatore tra gli 8 gironi siciliani, il miglior dirigente tra gli 8 gironi e il miglior tecnico tra gli 8 gironi. Stesso discorso, però in una veste un po' più particolare che poi più tardi magari Alessio ci darà, anche il penalty futsal che sarà inserito nel Ma quello lo faremo dire tra Awards. poco ad Alessio. Dobbiamo parlare di promozione perché questa bella coppa, però con l'etichetta di Coppa Italia in questo caso per il campionato di promozione, è stata vinta da una squadra importante che è il Belpasso. Però prima di parlare di Belpasso Casteldaccia possiamo far vedere alcune fotografie importanti su una partita drammatica che si è svolta in un certo senso a Scordia, dove il gruppo avolese vinceva 2-0. La squadra di Monaca, è riuscita a vincere ai rigori. Sì. Purtroppo Falsone non ce l'ha fatta in questa grandissima rincorsa dalle ultime posizioni della classifica del girone D di promozione fino ad arrivare con la grandissima cavalcata ai playoff. Poi non è riuscito a far su alla finale di Inter-Girone. Ha perso i calci di rigore, per la però gioia non leviamo i meriti a questa squadra che ha fatto bene. Ovviamente Falsone un pochettino polemico alla fine per alcune fasi di gioco che non sono andate, diciamo, a favore, diciamo, della squadra biancorossa, però nessun merito viene tolto a questa squadra. Assolutamente. Invece complimenti a Real Avola, squadra molto concentrata, squadra umile, è riuscita a far sua... a sovvertire anche il pronostico che la vedeva leggermente in ritardo rispetto al Canicattì. E ti do uno scoop che sarebbe Monaco che andrà sicuramente via, non sarà più il prossimo allenatore del Real Avola, andrà via da Avevo da invitato il mister questa sera qui nei nostri studi, però questa sera festeggiano praticamente insieme a tutta il dirigente. Mi sembra anche giusto. E mi ha anticipato che effettivamente lui dovrebbe lasciare il Real Avola, ma mi ha promesso che mi darà qualche scoop la settimana prossima, cioè domenica, che ci racconterà anche questa bella vittoria nei confronti del Canicattì. Man of the match della partita, il portiere Scordino del Real Avola, autore di 2 rigori parati, e chissà che potrebbe entrare anche lui in nomination, chi lo sa. Però grande partita, tutta cuore da parte della squadra, diciamo, meno favorita. Alla fine ha evidenziato il fatto che il girone C del campionato di promozione è stato uno dei più tosti e più forti. Infatti. E ciò lo dimostra anche il Belpasso, che è andato a vincere la Coppa Italia. Ma mi hai dato il gancio, bravo. Allora mi avvicino perché questa bella coppa, così come la vedete, l'etichetta cambia perché c'è scritto Belpasso, è stata vinta dal Belpasso che ha battuto in finale un coreaceo Casteldaccia, e abbiamo in collegamento il capitano di questo Belpasso, Vincenzo Terranova. Vincenzo! Ettore, buonasera. Buonasera Vincenzo, sei contento, ma non contento così poco, contento tantissimo perché il Belpasso, tra lo stupore anche generale perché non era mai successo, dopo lo scorso anno è ritornato a vincere la Coppa Italia, perché per la promozione si chiama Coppa Italia, a dimostrazione che insomma pensate un po' meno al campionato e pensate un po' più alle coppe. Sì, diciamo che ci abbiamo preso gusto onestamente, siamo davvero molto, molto felici di questo onestamente. È stata una partita difficile, però alla fine ce l'avete fatta, a dimostrazione che comunque il lavoro di un anno, avete anche perso tra l'altro una semifinale importante dei playoff, forse perché avevate un po' insomma la mente verso la Coppa, no? Forse. No, questo no, però è stato un anno difficile, combattuto, siamo arrivati alla finale dei playoff e abbiamo incontrato un Real Avola agguerrito, dove ci ha messo sotto un pochettino onestamente. E questo qua, come dicevate voi prima in studio, rispecchia la forza del girone C di quest'anno di promozione, perché vedere 3 squadre dello stesso girone approdare nel campionato d'eccellenza
voleva danno dire idea che della la forza del girone era abbastanza elevata. Ecco. Appunto. Antonio, vuoi fare una domanda? Intanto i complimenti. Soltanto nel 2-2, quando avete raggiunto il pareggio, la squadra, cioè, si è visto là che tecnicamente e tatticamente ce la potevate fare, oppure avete un pochettino avuto paura di non potercela fare? Ovviamente avete vinto ai rigori meritatamente del resto. Sì, ai punti diciamo che la partita la meritavamo noi, onestamente. Sul 2-2 onestamente l'abbiamo preso al 95esimo, all'84esimo, scusami se non ricordo male, Sì. quindi ti senti un po' amareggiato al momento, ma non abbiamo smesso di mollare fino all'ultimo minuto dei tempi supplementari e quindi poi alla fine siamo arrivati alla lotteria dei rigori che ci ha dato la vittoria a noi. Però Tra devo l'altro- dire che il Casteldaccio era una squadra ostica da affrontare. Chiaro. A questo si dà il merito, lo voglio specificare al mister, perché onestamente ha preparato la partita in una maniera molto, molto minuziosa e secondo me questo ha fatto la sua per la nostra vittoria finale. Senti, quando Rofino stava per andare a battere il calcio di rigore, tu cosa hai pensato? Cosa ti è passato No, in io ti mente dico in quello quei che ho pensato momenti? io quando l'ho battuto io che l'ho sbagliato, perché se segnavo io vincevamo e quindi è stato un problema, però fortunatamente dopo di me c'era un giocatore che appunto si chiama Sant'Orafino e io ero sicuro al 100% che l'avrebbe messo dentro, quindi meno male. Presidente Minervini contentissimo chiaramente per questa bella Presidente, la accoppiata. società Corrado, Minervini, Franceschini, Spampinato erano al settimo cielo perché veramente quest'anno sono stati fatti sforzi enormi Chiaro. sotto tante difficoltà e alla fine la forza del gruppo, della società stessa che non ci ha mai abbandonato ha fatto in modo che il Belpasso vincesse per la seconda volta la Coppa. E quindi questo fa onore alla squadra, fa onore alla dirigenza, fa onore a tutta la città, perché onestamente vincere 2 anni consecutivamente una Coppa, prima la Non Coppa è da Sicilia e poi la tutti. Coppa Italia, secondo me sono traguardi importanti. Assolutamente. E il prossimo anno sarà un campionato difficile, Antonio. Io credo che il prossimo anno Sì, campionato dovranno d'eccellenza. prepararsi alla grande perché il campionato d'eccellenza non è per niente facile. Sì, l'anno prossimo sarà un bel campionato d'eccellenza, ci sono delle squadre importanti come la Cireale, il GIAR, sarà un campionato duro. Noi ancora onestamente per il momento ci godiamo la vittoria. Godetevi la pensiamo a Coppa. festeggiare Godetevi la Coppa. E È ancora vero. c'è tempo per pensare al futuro. Al momento noi ci sta bene questo, ci sta bene questa vittoria e ce la godiamo tutte Chiaro. perché veramente i ragazzi se lo meritano tutto perché hanno fatto veramente dei sacrifici enormi. Godetevi la Coppa e sperate magari in qualche bella nomination per il Penalty Awards, ok? Sì, ce lo auguriamo, con piacere, Ettore, grazie mille mille Grazie, della grazie, telefonata. grazie, salutici Un abbraccio. tutto il gruppo e in primis naturalmente anche il presidente, oltre al mister Di Maria. Grazie ancora a Grazie, Vincenzo grazie a Terranova, voi. capitano Un del saluto agli ospiti Belpasso. in studio, grazie Grazie, mille. grazie, Beh, grazie. magari noi invitiamo la società a venire qui e portare anche la Coppa, che sarebbe una di buon auspicio Assolutamente, sicuramente. mai dire mai. Bene, adesso ci guardiamo questo video della bella finale del Belpasso contro il Casteldaccia. Nel frattempo però prima congedo la presenza di Antonio che rivedremo la settimana prossima. Io ti saluto gli amici che ci hanno seguito da casa e ci vediamo domenica alle ore perfetto, 19. perfetto. Guardiamoci la clip sulla straordinaria cavalcata vincente del Belpasso in Coppa Italia.
Un doppio successo dunque anche per il presidente Minervini, che salutiamo con un grande abbraccio, perché oltre alla Coppa soprattutto una vittoria importante, la nascita anche del figlioletto, quindi un doppio saluto al presidente Corrado Minervini, che ha compiuto questa grande e straordinaria impresa con questa società che in 2 anni è passata praticamente dalla prima categoria all'eccellenza, con grandissimo merito soprattutto. Certo non è facile, devo dire che non è assolutamente facile, questa cosa non succede spesso. No, non succede spesso, forse pochissime squadre riescono a raggiungerla. Però anche lì parlava il capitano prima, al Belpasso abbiamo, per quello che ho sentito dire, molte difficoltà, e là c'è la voglia veramente del gruppo, dei ragazzi, di rimanere insieme e di dire vabbè, proviamoci fino alla fine e poi vediamo quello che Chissà nasce. se il tuo presidente vuole fare il miracolo anche per la prossima stagione sulla Coppa. Presidente, secondo lei può succedere? Ma noi partiamo con molta umiltà. È una neopromossa anche il Belpasso in promozione, quindi volendo, insomma, il mezzo miracolo l'ha compiuto. Sappiamo di affrontare anche la Coppa. Sappiamo che può succedere però, volendo, tutto La può storia ci insegna che può succedere. Certo, certo. Alessio Patti, ben ritrovato, Buonasera. già estivo, senza giacca e vai. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, ho anticipato poc'anzi che dovrai parlarci chiaramente del penalty futsal, ma in prospettiva penalty awards, perché anche loro quest'anno, insomma, avranno il momento di notorietà. Sì, è vero Ettore, lo avevamo già anticipato nella puntata di domenica scorsa, per tutto il mondo e la comunità del calcio a 5 siciliano, e questa è una grande vittoria. Ti ho anche ringraziato e ti rinnovo i miei ringraziamenti perché... Siamo una famiglia, voglio dire. Sì, è chiaro, però sono i ringraziamenti più che altro da parte di una comunità che ha sempre lottato per avere grande visibilità, e il penalty futsal, il futsal nel penalty awards, chiedo scusa, è una grande vittoria, 3 nomination per miglior dirigente, allenatore e giocatore, sia per i campionati di C1 e di C2, e chi lo sa che in futuro non si possa fare anche meglio. Mai dire mai, intanto già essere inseriti in un contesto di un premio che sta diventando veramente un punto di riferimento del calcio siciliano è sicuramente una cosa molto importante. Tra l'altro vogliamo ricordare che ci saranno veramente tutti, il gota del calcio, soprattutto dal punto di vista dirigenziale, ma anche dal punto di vista, insomma, pratico, perché ci saranno tantissimi giocatori che, anche se non saranno in nomination, hanno già anticipato dicendo: anche se io non sono in nomination verrò lo stesso a vedere l'evento, perché sarà un grandissimo show a cui non potete assolutamente mancare. Vi ricordiamo ancora una volta, lunedì 6 giugno alle ore 18 e poi insomma in TV domenica successiva, domenica 12 alle 19. Allora, prima di parlare di prima categoria e quindi dare la giusta ulteriore visibilità allo Sporting Eubea, che oggi, insomma, ha festeggiato con noi la vittoria di campionato, ma anche e soprattutto questa bella vittoria in Coppa, un bel double, la Coppa Sicilia, si è svolto sabato un torneo importante, un memorial dedicato a un presidente che è stato un po' bistrattato e un po' forse frettolosamente dimenticato. Parliamo di Turi Massimino, presidente del Messina storico, il Messina di Schillaci per intenderci. Esatto. Il figlio, insomma, ha organizzato in maniera straordinaria questo evento, invitando le vecchie glorie di quello storico Messina, su tutti Schillaci, ma soprattutto coinvolgendo tantissimi nomi importanti del calcio siciliano degli anni passati, ed è stata veramente una grandissima passerella a Via Grande, con un happening finale presso il Via Grande Studios, dove insomma in molti hanno scambiato ricordi ed erano veramente bellissimi, su tutti quello naturalmente di Totò Schillaci, che è un po' nella nostra mente, perché quando parliamo di Totò Schillaci, dimenticando che giocava col Messina, la nostra mente insomma ci porta dritti verso Italia 90. Bene, tu nel 90 quanti anni avevi? -3. Perfetto, quindi ancora non eri nato. -3, non ero neanche non hai la minima idea di che cosa è successo a Italia 90. No, allora. no. Va bene, e allora in questo caso vai su YouTube e ti vai a guardare qualche video. Già fatto da tanto tempo. Bene, allora guardiamoci questa clip per il primo memorial dedicato a Turi Massimino, firmato da Achille Teghini.
Una grande giornata oggi al campo comunale di Via Grande in ricordo del grande presidente Turi Massimino, un triangolare organizzato e voluto dai figli per ricordare la figura di un presidente che ha fatto la storia del calcio siciliano, e tutto ciò è stato possibile grazie agli amici che insieme ai ricordi si sono abbracciati tutti qui a Via Grande al primo Memorial Turi Massimino. Partiamo dalle lacrime di Riccardo Massimino. Nel momento della premiazione partono i fuochi d'artificio e lui, insieme al fratello Enrico e a tutti gli altri familiari, a malapena nascondono la commozione. Un triangolare calcistico voluto dalla famiglia Massimino, con i giocatori che hanno avuto come presidente Turi Massimino e quindi i giocatori che hanno vestito la maglia del Messina e quelli che hanno indossato quella della Massiminiana. La terza squadra è stata allestita dai padroni di casa dello Sporting Via Grande, di cui Riccardo Massimino è dirigente. Lo spettacolo però è all'esterno del rettangolo di gioco. Al momento del raduno nei pressi degli spogliatoi, infatti, si è assistito a baci e abbracci, non senza emozione, fra i protagonisti di un calcio passato ormai alla storia. Qualche chilo in più, capelli bianchi, occhiali da vista in qualche caso, ma sempre lo stesso sorriso. Turi è stato una persona incredibilmente valida, è un grande sportivo, un grande intenditore, perché si intendeva molto di calcio, e penso che gli anni migliori del Messina sono legati a quest'uomo. Sicuramente, ma lui era sempre presente. Io mi ricordo quando giocavo con la Massimiliana, lui era sempre in campo e ci spronava sempre, continuamente. Poi ha preso il Messina e lui ha fatto grande il Messina, sicuramente. Io ho avuto l'onore di allenare la CR Messina, il glorioso CR Messina, quando è andato nei dilettanti. I presidenti erano Enrico Massimino e l'architetto Massimino, ma dietro c'era la supervisione di Salvatore, quindi ho avuto il grande piacere di conoscerlo. Sinceramente quando c'ero io, Turi mi pare, se non ricordo male, non c'era nella Massimiana, c'era Angelo che poi è andato via. Il nostro punto di riferimento all'epoca era lo zio Pippo, che era il fratello più grande dei Massimino, quello che un po' comandava tutto, poi c'erano gli altri fratelli. Oggi ho rivisto che c'è Ottavio, l'ultimo dei fratelli, mi ha fatto piacere, anche se non avevo tutta questa confidenza con lui, perché io all'epoca ero piccolino, però mi legano grandi ricordi veramente belli. I protagonisti? In casa Vecchie Glorie Massiminiana si notano Franco Polizzo, Sandro Muzio, Turi Marino, Nello Campagiorni, Nino Cantone, Mimmo Ventura, Rosario Foti, Fabio Riolo, Michele Sframeri, Giuseppe Giacoppo e Angelo Busetta nelle vesti di allenatore. A rafforzare la selezione della Massiminiana, Giovanni Campanella, Gianluco Russo, Nino Leonardi, Andrea Sinito, Carlo Pulvirenti e i giovani Daniele Costa e Damiano Grasso. Fra le vecchie glorie del Messina, il testimonial della manifestazione, l'indimenticato Totò Schillaci, con Peppe Catalano, Carmelo Mancuso, Romolo Rossi e Cristian Riganò. E ancora Turi Privitera, Antonio Lacqua, Carlo Breve, Angelo Galfano, Ciccio Saitta, Gaetano Beninato, Antonio Messina, Giovanni Tomasello, Massimo Cannata, Sebastiano Basile, Giovanni Grazioso e Antonino Aragona. In panchina, oltre a Renato Marletta, il leggendario Loris De Carolis. Devo dire che i figli hanno organizzato una grande manifestazione in memoria del papà, che poi per me è stato un secondo padre, perché è stato il presidente del Messina quell'epoca che giocavo io. A me aveva sempre un grande affetto nei miei riguardi, mi voleva un sacco di bene, quindi mi ricordo che ogni stagione avevo delle richieste e lui praticamente stentava a vendermi, perché vendere il suo gioiellino faceva fatica, e quindi ho rinunciato a un po' di cose. Alla fine ho dovuto getto, però io sono molto contento di stare qui, di partecipare a questa grande manifestazione in memoria del Presidente, quindi speriamo che da lassù sia contento e felice, speriamo che vada tutto bene. È un piacere essere qua, infatti sono venuto subito come Enrico Massimino mi ha chiamato, ho detto subito sì, e io ho fatto parte di quel Messina che era in quel periodo era in eccellenza, quindi ha fatto molto piacere indossare quella casacca, quindi sono qui a rendere omaggio a questo grande presidente
nel calcio ha fatto cose molto importanti. Ricordo di una famiglia che comunque ha investito su di me, mi ha portato a Messina, insomma, facendomi uscire fuori da un'isola dove per far calcio è un po' un casino, quindi sarò sempre grato per questo, una persona dolce, eccezionale, i figli altrettanto, quindi io oltre ad essere legato a loro per aver indossato questa casacca, sono legato a loro poi perché mi hanno dato poi la possibilità di dare il via alla mia carriera, che poi voi sapete com'è andata. Le partite, della durata di 30 minuti, sono state dirette dalla terna catanese formata da Vazzano, Fisichella e Cicero. Nel primo match il Messina ha superato 2-1 la Massiminiana con i gol di Riganò e Catalano per i messinesi e di Mattia Puglisi per gli ex massiminiani. Nel secondo incontro la Massiminiana si è imposta 1-0 sul Viagrande di Vittorio Iemma con un gol di Grasso. Nel terzo e decisivo match è bastato un pareggio a reti bianche per il Messina contro un tenace Viagrande del presidente d'Agata per aggiudicarsi il primo Memorial Turi Massimino. Dopo la premiazione in campo, protagonisti anche il vicepresidente LND Sandro Morgana e il presidente FIGC Sicilia Santino Lopresti e il condirettore del giornale La Sicilia Domenico Ciancio. Lui fu il presidente, diciamo, rispetto al fratello Angelo, che probabilmente era un personaggio molto colorito, poi era il Catania, diciamo, lui più che altro cooperava qui vicino, diciamo, il Messina, ma anche questa fu una grande società, quindi diciamo si festeggia Turi, ma io penso Massimino, penso che si possono festeggiare i Massimino, si possono onorare i Massimino. So che la famiglia del presidente Turi Massimino è una famiglia che sta avvicinandosi al calcio anche qui, al calcio dilettantistico, di questo mi fa piacere perché, come dire, mettere assieme una memoria in un paese piccolo come Viagrande, in una comunità piccola come Viagrande, vuol dire che i valori possono ancora camminare sulle gambe di questi personaggi. Allora io sono contento, era doveroso venire qui, io ringrazio la società che mi ha fatto l'invito, ringrazio Umberto Teghini che è sempre un amico, diciamo che noi ci troviamo sempre e che quindi anche quando lui chiama noi siamo pronti perché sappiamo che le sue iniziative hanno, diciamo, uno scopo importante e quindi sono iniziative anche di grande socializzazione e io per questo sono estremamente soddisfatto di essere qui. Queste iniziative sono belle perché, come dire, lo stesso nome, un memorial, la memoria, non dobbiamo perdere la memoria, non dobbiamo perdere la memoria del nostro passato, non dobbiamo perdere la memoria della nostra storia, delle nostre tradizioni. Ecco perché io sono qua, io sono insieme agli organizzatori per ricordare Turi Massimino, perché il nostro presente, il nostro futuro esiste e esisterà nella misura in cui noi non dimentichiamo la nostra storia e la nostra storia nel calcio è fatta da un grande passato, da grandi uomini che hanno fatto grande il calcio e dei quali noi dobbiamo cercare sempre di essere all'altezza. Nei vicini Viagrande Studios poi si è ricordata la figura di Turi Massimino, fra i relatori l'avvocato Enzo Ingrassia, che con garbo e tanto affetto ha tratteggiato la figura di Massimino, e poi lo stesso Schillaci, visibilmente commosso, che insieme alla famiglia Massimino ha poi donato ai presenti il suo nuovo libro Il gol è tutto, firmato dal bomber d'Italia 90 e Andrea Mercurio. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo nella parte finale della stagione, rimangono altre 2 puntate più una terza speciale che andrà in onda domenica 5 alle 20:30 quando verranno presentate le nomination del Penalty Awards, terza edizione organizzata appunto dalla trasmissione Penalty, soprattutto da Play Village che è la proprietaria del marchio di Penalty e naturalmente anche da Video Mediterraneo. Vi aspettiamo tutti lunedì alle ore 18, centro commerciale Leginesse, per conoscere i migliori atleti, i migliori tecnici, i migliori dirigenti di questa stagione agonistica 2015-2016. Parliamo di prima categoria. Allora Alessio,
abbiamo qui quella che è stata un po' la sorpresa di questo campionato. Parliamo dello Sporting Eubea, abbiamo ampiamente illustrato qual è stato il loro percorso già nella parte iniziale del nostro programma, però volevo sentire un po' il tuo parere per questo double che hanno insomma costruito in questa stagione. Ettore, la stagione dello Sporting Eubea si commenta da sé, un campionato vinto con 4 giornate d'anticipo, poi la matematica a 3 dal termine con quel punticino in più, dopo un campionato passato al primo posto dalla prima all'ultima giornata. Aveva tentato un po' il Vittoria, insomma, il Vittoria era troppo Floridia. indietro, forse il Floridia all'inizio dell'anno tallonava la squadra di Mister Costanzo, ma il divario poi è diventato eccessivo col passare delle giornate. Poi la grande vittoria in Coppa questa settimana, insomma una stagione ben costruita, ho detto prima salita con 4 giornate d'anticipo, può essere anche inteso come con 22 giornate di ritardo, perché non dimentichiamo la finale persa l'anno scorso contro New Pozzallo. Il Presidente la ricordava e ancora si ricorda con tanta amarezza. Va dato comunque un plauso alle società come lo Sporting Eubea, come il Calatabiano di cui avevamo già parlato, società che fanno campionati di vertice, magari non riescono nel proprio obiettivo e l'anno prossimo si ripresentano ai nastri di partenza con lo stesso obiettivo, con le giuste facoltà economiche e con il giusto roster. E nel dilettantismo ormai questa non è più un'ovvietà, quindi comunque c'è una programmazione, una giusta progettazione che porterà sicuramente lo Sporting Eubea a ben figurare. Ti dai il gancio, perché la domanda allora a questo punto al Presidente sul prospetto della prossima stagione la devi fare tu. Beh, sicuramente li aspetterà un ottimo campionato di promozione per quella che è il mio modesto punto di vista, ma chiedo a questo punto al Presidente che campionato di promozione si aspetta lo Sporting Eubea l'anno prossimo. Ecco, Presidente. Allora, sappiamo di dover affrontare un campionato sicuramente molto difficile, nel quale affronteremo formazioni di tutto rispetto e formazioni che hanno un passato veramente glorioso. Se ne dico una, l'Atletico Catania. Certo, ecco, che potrebbe far parte del vostro raggruppamento. Quindi noi ci presentiamo come abbiamo sempre fatto, con molta umiltà, ma con lo stesso tempo con orgoglio di vestire la maglia dello Sporting Eubea, di rappresentare il paese di Licodia Eubea nel campionato di promozione, e credetemi, questo è già per noi un grandissimo risultato, e lotteremo con le unghie e con i denti per raggiungere la permanenza nel campionato di promozione. Presidente, ma l'amministrazione comunale come vi può dare una mano per la prossima stagione, se ne avete bisogno, perché insomma fino adesso avete fatto quasi tutto da solo? Allora, non lo scopro di certo io quelle che sono le difficoltà che ormai le amministrazioni comunali hanno nel supportare l'associazionismo in genere, ecco, quindi non solo poi quando le si parla di squadre di calcio è sportive. ancora peggio. Io devo dire però, devo ammettere che abbiamo trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale di Licodia Eubea, per questo ringrazio il sindaco e tutti gli assessori dell'amministrazione comunale, perché per quel poco che può fare ci aiuta comunque, e per noi questo è già un grande punto di partenza. Mi voglio riallacciare anche al progetto della risistemazione del vostro stadio comunale. Arriverete in tempo per l'inizio del campionato? Allora, l'amministrazione comunale ha già una serie di bandi ai quali sta partecipando per una ristrutturazione dello stadio Franco Vassallo. Quello che però noi possiamo fare in tempi celeri, e quindi per poterci presentare all'inizio del campionato con una struttura comunque sufficientemente agibile, stiamo lavorando per fare in modo che sia fruibile al più presto. Allora la domanda cattiva gliela devi fare tu al mister, perché io insomma ho già fatto tutto in questo senso. Di domande cattive ce ne sono tante. Una sola fagliene cattiva, dai, e poi vedremo anche questo bel video. Al mister chiedo se può andare a allenare la Leonzio, no, però, perché poc'anzi abbiamo fatto una gaffa. No. Credo che il presidente Lo Greco non si lascerà scappare un tecnico poi giovane, voglio dire, col quale si può progettare a lungo termine. Al mister chiedo quanti e quali rinforzi potrebbero servire ad una squadra che comunque per il campionato di promozione è già pronta e lo ha dimostrato nelle ultime 2 stagioni. Però certo si può puntellare la rosa, perché no?
magari pensare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Ma sembrerà strano, ancora col Presidente non abbiamo parlato di nulla, c'è stata qualche cosa. Ti dirà così, non c'è budget. perché giustamente siamo stati concentrati a finire il campionato e a concludere la finale di Coppa. Naturalmente adesso ci godiamo tutto quello che abbiamo fatto, dopodiché ci siederemo, se questo è l'intento, che penso non ci saranno nessun problema. Penso che sia d'accordo con me come io sono d'accordo col Presidente, perché vogliamo fare bella figura, ma bella figura non significa spendere 100.000 euro, non significa spendere Ma 300, prendere qualche puntello, ma sì, naturalmente però. lo sappiamo, perché siamo a conoscenza che il campionato di promozione è diverso e piuttosto ci vuole una rosa molto più ampia, dove tu avrai sicuramente delle difficoltà e sarai pronto per giocarti le partite, anche perché le partite partono tutte da 0-0 e quindi andremo in tutti i campi a fare bella figura e a giocare a calcio. Hai visto? Ci ha dato una risposta giusta, ci ha fregato. Il prossimo anno non potrà andare alla Leonzi, è stato confermato in panchina. Il Presidente ha detto che sotto sotto un po' di budget ce l'hanno, quindi probabilmente il miracolo continua. Sì, anche se è difficile parlare di miracolo nel senso che Se non c'è programmazione. la programmazione c'è, quindi poi di fatto non è un miracolo, ma il risultato di davvero scelte ben fatte negli ultimi tempi. È quindi chiaro, è chiaro. Onore davvero ad una società che ha ben saputo giostrarsi tutte le possibilità a sua disposizione. Bene, allora si è comportata benissimo battendo il Lascari che comunque ritroverà in promozione, 2-0, vittoria netta, maturata attraverso con una determinazione non di poco conto. Il mister aveva lavorato veramente bene in queste settimane, perché sai, sazi di una vittoria in campionato non è facile poi andare ad affrontare una finale con la voglia ancora di vincere, e quindi un plauso particolare a Samuele. No, vabbè, il plauso va ai ragazzi, perché i protagonisti sono stati sempre loro. Io quello che ho detto prima della partita, perché in queste partite c'è poco da dire, c'è solo da leggere e dire alcuni dettagli che servono per E poi i andate, ragazzi. andate. L'unica cosa che ho detto ha detto state avendo la possibilità di scrivere la storia del calcio. È stato sufficiente. Perché questa comunque frase. vincere il campionato e vincere la Coppa rimarrai sempre nella storia del calcio dilettantistico. È stata sufficiente questa frase, e allora guardiamoci questa bella clip dedicata alla vittoria dello Sporting Eubeo in Coppa Sicilia. I love you.
credo che sia giusto applaudire, no? Insomma, questa bella impresa allo Sporting Eubea. Allora siamo quasi in chiusura, battuta finale, iniziamo con Samuele che quest'anno insomma più di quello che ha fatto non poteva, so che curi una bellissima scuola calcio, che è un po' la cosa che più ti piace fare, senza nulla togliere insomma all'avventura della prima squadra. Diciamo che la passione mi è nata così, perché la scuola calcio che curo con mio padre e oggi posso dire che 4 ragazzi che avevo io nelle giovanili hanno vinto un campionato con me. E quindi diciamo che sei doppiamente contento. Questa è la cosa che poi gratifica, ecco. Qualche anno fa, Presidente, io le parlai di un progetto giovanile, sta continuando e credo che siete sulla buona strada. Noi per forza di cose abbiamo dovuto fare una scelta, perché sappiamo tutti che un paese come l'Igo di Eubea ha poca crescita demografica e quindi dover affrontare dei campionati giovanili era un'impresa veramente ardua, perché dovevamo pescare dai paesi limitrofi. Siamo riusciti quest'anno a partecipare al campionato juniores, quindi obbligatorio tra l'altro. No, in prima categoria non lo è. Però lo insomma, in prospettiva il prossimo anno propedeutico è stato per il prossimo anno e speriamo di portare quanti più giovani possibile in prima squadra. Beh, sicuramente siete sulla buona strada in questo senso, gioco di parole. Io, se permettete, sì, prima di concludere, certo, volevo ringraziare i miei compagni di avventura in questa splendida stagione e quindi tutti i miei giocatori, lo staff tecnico, Alessandro Storino, Gabriele Storino, Flavio Liotta, Rosario Bommicino e tutti i collaboratori che sono stati vicini allo Sporting Eubea, tutti gli sponsor, perché la perfetta sinergia di tutte queste componenti ha reso possibile la favola chiamata Sporting Eubea. È vero, è vero, è vero. Allora vi auguriamo buon lavoro per la prossima stagione e chissà, sperare nelle nomination è sempre lecito. Va bene? Per le nomination del Penalty Awards. Grazie al Presidente Ivan Logreco dello Sporting Eubea, Samuele Costanzo, mister vincente di questo double con l'Igo di Eubea. Grazie. Buon estate e buon riposo anche. Sì, riposo sì. Ci vuole. E con questa simpatia anche e soprattutto di Federica Di Benedetto ci congediamo, vi diamo appuntamento alle 19 domenica nel consueto orario di Penalty, dove racconteremo ancora una volta la straordinaria energia del calcio dilettantistico. Vi abbraccio tutti e vi do appuntamento, vi ricordo ancora una volta, a domenica alle ore 19.